Le Così di Genzano si aggiudica il derby ad alta quota contro la Roma 1927, imponendo il primo stop ai giallorossi dopo 3 successi di fila al Palacesaroni il giorno del debutto in Italia di Riccardinho. L'altra capolista è una storica Feldi, come era di Cirale vince 1-0 contro il Manfredonia. Una Super Pomezia firma il primo stop della L84 Torino. Il Napoli passa 2-1 con doppietta di Borruto a San Rufo. 2 sono anche le vittorie di fila della Sandro Abate grazie al 6-2 al Vinumita di Petrarca. Il Metacatania sbanca Pesaro, fanalino di coda a 0 punti. Pari ricco di gol a Cosenza, reti inviolate, primo punto in Serie A per il Benevento. In classifica i Così di Genzano e Feldi Eboli 12 punti, Napoli 9, Roma 1927 9, L84 Torino 9, Metacatania Bricco City 7, Sandro Abate, Fortitudo Pomezia, Vinumita di Petrarca a 6 punti, Came Treviso 5, Active Network 4, Sporting Sala Consiglia 3, Manfredonia Vitorano Draxdor 2, GG Teamwear Benevento 5 1, Pirossigeno Cosenza 1, Italservice Pesaro 0 punti. Nel prossimo turno Metacatania Cosenza, Pitulano Manfredonia Sandro Abate, a Roma Sala Consilina Active Pesaro, Napoli e GG Teamwear Benevento e le 84 i Cositi in diretta Sky Sport, Came Treviso Feldi Eboli, Vinumita di Petrarca, Fortitudo Pomezia, ancora in diretta su Sky Sport. Anzi, pardon, di Biscossi, eccolo Dimas. Murillo, tacco, Dimas! Fulminante con il destro! Il capitano porta avanti la Roma. Occhio perché Fusari ha un po' di campo anche per puntare Marcelinho. Doppio passo, Fusari se n'è andato. Fusari al centro! Autogol di Avellino che pareggia l'incontro sul cross di Fusari. La rincorsa. Micheletto! Spiazza Ducci, è l'uomo dei derby. Leonardo Micheletto. Antesele, corsia di destra. Cerca Taborda che va da De Oliveira e poi si inserisce, la trova Pedrinho! Pedrinho! 3-1 dell'Eco City. Murillo, Avellino, Biscossi. Torna il pallone a 24, la perde Avellino. È solo De Oliveira che calcia basso Ducci. Miracolo col piede, poi Fusari calcia addosso a Micheletto. Fusari ancora, secondo palo, De Oliveira. Taborda. De Oliveira prende la mira, deviazione di Ducci e poi ribatte in porta Tiago Bissoni. Cenno di reazione che arriva in questo momento, liscia il pallone Mammarella e mette dentro Borolo che lascia lì il pallone, lo recupera Barra. Ugherani ancora per Barra, non si chiude l'1-2, il pallone rimane lì e Ugherani la mette dentro per l'1-0. Feldi Eboli. Fortini, cambio lato, palla sul secondo palo, Rocha forse col tacco verso il pivot, ora Lucero Lopez con la testa, ora il numero 9, sta arrivando Michelangelo, lascia la palla a Matteus, destro potentissimo all'angolino, cambio lato, Rescia, ancora Rocha, riesce a passare, Rocha pensa anche alla conclusione, spacca la porta Rocha. Puzzolino la tocca, Fortini forte, secondo palo Tuli, ha messo di nuovo la testa avanti l'84, elevatissimi, ora Cutrupi al volo, la palla rimane lì, Gattarelli, Puzzolino, Matteus arriva prima, 3 contro 3, Matteus cambio lato, Raubo elude l'arrivo di Cuzzolino e poi Bueno a porta vuota, si appoggia sul numero 26, Matteus va sul mancino, Matteus fino in fondo, un gol bellissimo all'incrocio dei pali, ma che gol ha fatto, Tondi la mette giù, prova anche a ripartire, torna Cutrupi, rischia un po', Tiaghigno a porta vuota, Puzzolino, Coco sterza, va in porta, la palla rimane lì, Fortini, Coco Wellington, poi Cutrignelli, la porta è vuota, Cutrignelli con l'esterno, la chiude Nicola Cutrignelli. L'errore però di Foti, riparte il Napoli, sono in 3, Borruto, il suo gol, c'è la rete di Borruto, riparte lo Sporting, Carducci per Baroni, il tiro di Baroni e si va in pareggio, ancora Borruto, se ne vuole andare, se ne va come una freccia, è solo davanti a Fiuze, segna una rete bellissima.
Fulminanti sul punto di battuta, 2 giocatori fuori, si muove Gianluca, preferito Podda che calcia! Podda! 1-0 meta Catania sullo schema da calcio d'angolo, non l'ha vista partire, ricordi. Tim Boccao in avanti, cerca di prendere spazio Anderson! Grandissimo gol di Anderson! Boccao direttamente in porta, Boccao! 3-0 del Catania, una perla, ha disegnato Boccao il 3-0. Quella l'intenzione così fa, poi Galliani, sempre Castaldo, poi Tomeia, controlla, calcia! Deviazione, c'è forse vita per il Pesaro, 49 secondi da giocare, 1-3 segna. Doppia finta, ancora Genci, e ubriaca il portiere e trova un Eurogol. Vediamo, Josema prova a servire Henry, 2-0 per la Sandro Abate. La giocata di Gennaro Galletto che poi scivola, poi Di Luccio prova a recuperare il possesso, vince il rimpallo, Di Luccio! Poi Parrell ancora verso Victor Mello, accorcia le distanze il Padova. Molaro ha un po' di spazio, Molaro, il tiro passa in mezzo alle gambe di Parisi, non va a servire Kenji, vediamo Kenji con un po' di furbizia, Kenji, giro palla ora ovviamente della squadra ospite, Galletto, telecamere che vanno a cercare Gustavo Bavaresco, qua pallone deviato e poi sull'incertezza di Del Ferraro arriva come un rapace d'area di rigore Giapa Vieira, perde il pallone, recupero di Walex, tu per tu con Del Ferraro, Walex precisissimo, il numero 7 sempre out, Titon, nuovamente Bavaresco, Felipigno, questa volta è lui che vorrebbe puntare Torin, si va da Titon dentro per Chinelli, azione corale magistrale della Pirossigeno Cosenza, Felipigno per Bavaresco, conclusione ribattuta, poi Chinelli! Porta palla di Suola, entra in area di rigore, Guga, sfera ancora lì, Bavaresco! Non basta, questa volta il piedone di Pietrangelo, Cabeza con un braccio secondo Silvia Rocia, non per il direttore di gara, parata di Pietrangelo sulla botta dell'88 che poi recupera, Guga! Sutton, Jefferson adesso su di lui, Sutton viene verso l'interno, quindi Giapa a proteggere, poi Sutton che imbuca molto bene per Walex, salta Del Ferraro, pallone che poi termina in porta per il 4-4 della Game Treviso.